Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del vostro Marietto veneziano. Iniziamo subito col pippone, il pippone che ormai quelli che ci seguono o da tempo sanno già, ma per quelle persone che vedranno questa Sibille Interattive gratuita, vi ricordo che poi c'è anche la nostra Hildegarda per le Sibille Interattive alle 21:15 al lunedì e al mercoledì e al venerdì alle 21:15 Sibille interattive gratuite. Eventualmente invece, se volete un consulto con Hildegarda, sapete come fare ormai bene. Comunque partiamo subito col dire che, per quelle persone che ci seguono, che vogliono Sibille interattive gratuite, nome e data di nascita, quindi se voi volete una risposta dovete mettere il nome e la data di nascita e poi la domanda che sia ricca di, sentimento, di come si fronzoli, di cipria e rossetto, cioè dovete spiegare un po', ad esempio se uno è insieme a un'altra, se è sposato, se è divorziato, se è separato, se è a condizione, clandestina e via dicendo, così che le sibille si aggancino, in modo corretto alle scie energetiche. Poi il Degano e Marietto Veneziano hanno 2 gruppi in social, in Face, uno i casti sacerdotali e l'altro radionica, radiostesia, teologia ed ermetismo, da dove appunto stiamo trasmettendo su questa piattaforma. Per gli amici di Face vi ricordo che dovete dare la vostra approvazione a StreamYard, quindi per quelli che vogliono fare domande, a meno che non siano nostri committenti che magari eventualmente in un caso eccezionale vogliono fare una domanda in diretta. Poi vediamo un po'. Come sapete dal 2015 il Gara Marietto Veneziano, ma prima il Marietto Veneziano, poi il De Garda, hanno iniziato a proporre gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org 20 ebook di radionica radiestesia, c'è anche qualche ebook gratuito di De Garda sulla magia e anche qualche ebook di chirologia. In totale ne hanno già scaricati più di 175.000 solo di radionica radiestesia. Se siete interessati alla materia e non volete spendere o state approcciandovi alla materia, vi consiglio di andare in questo sito, che ormai ha 7 anni che è in pista e naviga sul web. Nell'eventualità invece volete qualcosa di professionale, abbiamo anche una sezione shop dove si può acquistare questo ciondolo magico da prezzo 150 euro più 10 euro di spedizione ed è programmabile, si può programmare con dei programmi. Chiaramente dovete sempre tenere presente che la programmazione ha i suoi tempi di attivazione, nel senso che voi lo programmate e dopo 2 o 3 mesi incomincia realmente a entrare in funzione. Per altre persone che hanno altre esigenze proponiamo anche sigilli, questi sono dei sigilli dimostrativi, ne possiamo fare fino a 52 sigilli salomonici, hanno una conoscenza, questi sigilli immensa di più di 3.000 anni. Vi ricordo anche che per fare un sigillo ci si impiega qualcosa come 3 ore di consacrazione, battesimo e tante altre belle cose. Quindi il costo è di 150 euro, comprese spese di spedizione. Eventualmente voglio informarvi anche che al venerdì sera, dopo le sibille interattive di Hildegarda, sia Hildegarda che Marietto Veneziano, per chi si è affidato a noi ci adoperiamo per fare le pulizie ai corpi eterici generali. Invece al martedì, per quelle persone che hanno esigenze per via del vaccino o per altre cose, sempre a livello eterico facciamo anche la pulizia dei corpi eterici per via di sostanze chimiche nel corpo, vaccini e affini. Quindi per le persone invece che vogliono riti propiziatori, il Degano Marietto Veneziano si adoperano. Qui però il discorso è più complesso perché chiaramente se uno ha un'attività, se uno ha un ristorante ad esempio, o una ditta di pulizie, oppure una ditta di navigazione, è un armatore o quant'altro, noi possiamo sempre attivare dei riti propiziatori. Vi ricordo che i riti propiziatori però durano come minimo 9 mesi, prima di vedere dei risultati importanti, quindi si fa sempre un consulto prima di valutare come operare.
Detto questo, vi ricordo che ogni giorno alle 11:20 il vostro marietto è con voi per mezz'oretta di Sibili Interattive. Nell'eventualità che, voi vogliate invece un consulto, vi ricordo sia Hildegarda, e che il vostro marietto veneziano, sotto c'è il numero che corre in sovrappressione, Bene, quindi vi ricordo se delle domande e per chi ha fatto già delle domande, vi ricordo sempre che, se ne ha già fatta una, deve passare almeno 2 mesi prima che rispondiamo a un'altra, se no si fa un consulto come tutti. Vediamo un po'. La Mini 3 dice: "Ogni quanto pulizia eterica". Allora, buongiorno Marietta. Beh, rispondo già alla Mini 3 visto che non c'è neanche di far girare le sibille. Allora, il costo di una pulizia generale è di 100 € per 4 volte al mese. Dopo il mantenimento è di 20 € e si fa 1 volta alla settimana. Chiaramente le nostre pulizie eteriche son pulizie eteriche professionali di Legana Marietta Veneziano. E lo stesso è invece solo 20 € per quelli per il vaccino, perché la nostra Mini fa questa domanda in diretta. Bene. Adesso partiamo con la prima domanda, però quando voi siete in diretta, no, l'importante è che fate la domanda e Mini 3 ringrazia, Adesso vediamo un po'. Quando voi siete fate la domanda, l'importante è che voi ci siate, perché io poi chiamo e chiedo delle informazioni per farla stesa, perché qui non si sta giocando, non siamo in Luna Park, attenti alla live, se no si salta e poi perdete la vostra occasione di avere una risposta gratis. Vediamo, abbiamo la Michela del 91. Buongiorno, sono Michela del 91 e sono fidanzata con Carmelo dell'86. Da quasi 8 mesi, ma litighiamo molto perché abbiamo 2 caratteri forti e siamo simili. Siamo destinati come andrà a finire. La Michela, sicuramente presumo che Michela tu non hai figli, giusto? E se ho capito bene, buongiorno, sono fidanzata. Sei fidanzata Michela, quindi abitate in casa assieme, giusto? Convivete, giusto? Se ci sei rispondimi, lasciamo il tempo alla Michela di rispondere, se abitano assieme. No, niente figli e non vivete assieme, siete fidanzati, basta. Giusto? O vivete assieme? Ah, ecco. Mh. Vuole andare no, vogliamo andare a vivere assieme. Bene, Allora adesso, passiamo alla domandina della nostra Michela, Nostra Michela, mh, vediamo un po' se sono destinati. Eh. C'è tensione in questo gruppo, c'è molta tensione, vedo che c'è il pendolino insomma, vediamo un po' in dettaglio per la nostra amicizia come va fra Michela e il Carmelo dell'86 e la Michela del 91. Vediamo un po'. Beh, beh, eh? Michela, mi sembra che la cosa sia positiva. Vedi, ci sono 2 sibille molto importanti, Vedo che ci sono 2 sibille molto importanti, Messaggio, sembra che ricevi delle comunicazioni, dei messaggi cioè quest'uomo, il Carmelo, è un uomo avete avuto un momento di fortuna, un momento importante in cui infatti, esatto, sì, infatti Michele lui farebbe di tutto per non mollarmi. Esatto, Michele vedo che è lanciato. È vero quello che dici te, perché sembra che, se la cosa è positiva, è nato su delle belle premesse, Ma vediamo un po'.
Michela, cosa vedo, cosa vedo? Alla mia età, come diceva quel saggio. Allora, nel passato vedo che ci sono stati effettivamente dei momenti impegnativi. Lui ha cercato sempre di risolvere, in bene, però tu a molte volte sei stata amareggiata. Michela, vedi, qui c'è la carta della malinconia, vedi, se nel passato tu hai avuto delle delusioni, forse c'erano anche dei segreti fra voi due, qualcuno ha portato qualche segretuccio e però lui vedo che, vedi, sta lavorando molto per ricucire. Questo è il passato. Nel presente, io vedo che, le sibille mi fan vedere, più che io vedo, ma le vedo anch'io, visto che anche voi le vedete, le vediamo insieme, vedo, che c'è qualcosa che non va. Cosa dice la nostra Michela? Michela? Eh già. Delusioni tante nel passato, già, vedo qui. Però nel presente, Miki, stai attenta perché vedi, qui c'è qualcuna dietro le quinte che vuole farvi dividere. E deve essere una donna che vi ha attaccato. Però vedo che fra voi due c'è della conversazione, c'è un tentativo di ricucire. E non so se tu sei forse anche, perché vedo che entra in scena o una donna importante o qualcuno del passato. Del passato e quindi nel presente, fuoco e fiamma, ma dovuto non tanto voi, ma tanto sembra a qualcuno che vi ha attaccato di nascosto. Sembra quasi che, Miki, c'è qualcosa dietro le quinte che sta lavorando contro di voi. Voi cercate di ricucire, poi vedo entrare in scena una persona che vediamo bene se mette a posto le cose o meno. Quindi mi sembra un po' tumultuosa la cosa per il momento. Nel futuro vedo che ci sarà dei momenti di raffreddamento, forse a casa di qualche genitore, ma qualche genitore cercherà magari di aiutarvi, vedi? Qui c'è una persona sposata con dei figli, no? Perché vedi, si potrebbe raffreddare la cosa, fra voi due, proprio per questi litigi, per colpa di una donna che è entrata contro di voi dietro le quinte, ma voi non l'avete vista, Magari, fammi un po' vedere. Allora, il passato è di tutti e 2, no, però la donna del passato, questa qui, la tua domanda, è la donna del passato, questa qui molto probabilmente l'ha portata lui, che sembra che vi attacchi e voi cercate di mettere a posto le cose. Poi c'è questa donna qui che viene dal passato che non si capisce bene, perché io non conosco niente di te, però entra in scena questa persona, se è una donna potrebbe essere anche una, sua ex, no, però vedo che i vostri litigi non sono dati solamente da voi due, ma perché qualcuna nel passato, cioè nel passato, qualcuno che molto probabilmente si porta a lui, ma potrebbe essere anche una persona che conosci tu, che è gelosa di te, no? Sta mettendo a modo suo dei grandi problemi fra voi due. In futuro vedo che raffredderà ancora di più la cosa, però ci sarà un cambiamento perché entrerà in scena molto probabilmente una mamma di qualcuno o una donna con dei figli. E infatti vedo che lui poi ritornerà a essere veramente molto motivato nei tuoi confronti. Vedi, c'è la carta della fedeltà, è una bellissima carta che fa capire che lui ci tiene. Non è ancora successo nulla, ma vedi qua il problema, che questa non è che è una carta che tu vedi che succede, ma se tu hai dei litigi, molto probabilmente questa è già entrata in azione e non l'avete vista, perché quando esce questa sibilla vuol dire che è una persona che è colpita e non si vede. Nel futuro però io vedo che lui ritenterà di cucire e di essere molto, vedi, molto positivo nei tuoi confronti, cercherà di mettersi in gioco per riconquistarti. Però attenzione, vedi il finale così deliranti e l'altro. Sembra che qualcuno voglia proprio, dice tutto contro tutto e il contrario di tutto di nascosto contro voi due. E però tu vedo che sarai forte. Qui questa è una situazione molto particolare perché la matrice è una donna vincente, è una donna che, come si suol dire,
sa affrontare le cose, però vedo che tu ami qualcuno del tuo passato, potrebbe essere lui, perché qui le sibille vanno massimo entro 1 anno e quindi di conseguenza, potrebbe essere che fra 1 anno tu, sarai molto lanciata verso il tuo fidanzato attuale e vedo che ci sarà un rafforzamento, quasi un matrimonio. Quindi diciamo che i problemi che avete adesso voi sembra quasi dei problemi che sono nati molto probabilmente oltre al vostro carattere, che sicuramente avrà qualche cosina da essere limato, ma anche da una donna che voi non avete visto e che vi ha attaccato e creato un sacco di problemi. Poi vedo appunto nel raffreddamento, ma l'intervento di una donna con dei figli. Potrebbe essere la vicina a casa che porta il caffè, ma molto probabilmente può essere anche un genitore che cercherà appunto di mettere a posto le cose e infatti lui sarà molto attivo. Teoricamente questo potrebbe essere anche un fratello, ma diciamo o di voi due, però diciamo che qua si vede che lui cercherà di essere proattivo e cercherà di mettersi, come si dice, di ricucire questi strappi che sono nati. E qui chiaramente ci saranno momenti di tensione, momenti nascosti di tensione, ma tu hai nel cuore qualcuno, o è lui o un altro, e io vedo che con questo lui che tu hai nel cuore, vedi, ci sarà qualcosa di profondo, di importante. Quindi direi che il periodo non è facile, ma c'è una grandissima possibilità, direi un 70%, no? Che la situazione volga a rafforzarsi. Bene, vediamo un po' se, le nostre amicizie, se ci sono. Vediamo un po' cosa dice la questa. La Anna Rispellini, vediamo un po' se riesco a vederla un attimino. Se ci sei, Anna, dammi un fischio, batti un colpo. Vediamo un po'. Sarà strana, vediamo cosa chiede. Strana, vediamo un po' con calma. Lasciamogli tempo. Sì, ci sono, bene. Quindi lei c'è. E vediamo un po' la domandina che fa. Un attimo che entro nell'applicazione. Entriamo, leggiamo e cosa chiede la nostra amicizia? Allora, vediamo cosa chiede. Anna, buongiorno, sono Antonella del 64. Vorrei chiedere per favore se vedi una riportura con Luigi del 59 dopo una brutta discussione. Grazie. Non so se l'hai già fatta, Antonella, questa domanda. Ma vediamo un po' di rispondere a questa Antonella, perché mi sembra che l'ha già fatta, però vediamo un po' se si ricucisce lo strappo. Allora Minni, il problema voglio rispondere anche alla Minni, cioè qui non è che siamo in colonna, il problema è che siamo su come si dice, una piattaforma e io non vedo chi arriva prima o seconda e cerchiamo di prendere delle domande, a parte che a Minni ti ho già risposto alla tua domanda, quindi si fa solo una domanda, no, però, prendiamo delle domande. Ho capito. Quindi dovete portare un po' di pazienza. Certo che se non vi chiamiamo e poi non ci siete, come ci sono alcuni che le rifanno un'altra volta e poi dopo perdono il treno. Quindi rispondiamo alla nostra Antonella Anna come poi. Vediamo se sono qua. Lei risponde e vediamo un po', no? Praticamente, buongiorno, sono Antonella 64, vorrei chiedere per favore se vede una riapertura con Luigi del 59.
Bene, e facciamo questa riapertura. Vediamo un po' se c'è questa riapertura. Ma, sembra che l'apertura ci sia, Sembra che Antonella l'apertura ci sia. Vediamo un po', cos'è tra la nostra Antonella Antonella, qui la situazione non è proprio delle più facili, perché vedo che ragiona, ma lui è lontano, Luigi è lontano, vedi? È lontano, cerca qualcosa, però io lo vedo che è un po' lontano coi pensieri, sembra quasi che Antonella, domandina, voi avete figli, siete separati? Mi potresti dare delle delucidazioni maggiori? Perché io vedo che quest'uomo qua, come si dice, è un po', come si dice, sì, ti sta pensando, però vedo che e non si capisce, per quale motivo. In questo momento io non so se ha dei figli, se è separato, sposato, neanche te, ma è meglio che dai degli appunti, perché se no qua, quando escono le sibille, è una grande lotteria. Vediamo un po'. Ah, ecco, Antonella, giustamente. Guarda, allora, Antonella, ti parlerò chiaro. Vedi, lui all'inizio è stato molto motivato, poi è entrato in scena una donna sposata, o con dei figli, non so se tu hai figli o meno, no? Tu hai figli? Però vedo che c'è sta, stato, la litigata si vede bene, ma anche perché ci sono persone, o lui dice cose che sembra quasi anche un'amicizia o un rapporto nascosto, o qualcuno che vi voleva rubare. Però il passato non è stato brillante, Antonella, ci sono state sicuramente situazioni pesanti. Certo tu, come dici tu, giustamente si vede che sei molto disponibile. Nel presente lui ti sta valutando, ti ha pesato, vedi? C'è questo mercante. Ti ha pesato, è un tipo che gli piace più prendere che dare, non è un tipo facile, no? Molto probabilmente o è stato un libero professionista o sicuramente qualcuno di responsabile dove lavorava, però si vede che è un tipo che pesa le cose. E tu infatti vedi qua, l'ho visto andare via. Vediamo. Esatto, assolutamente, sì, infatti è così. Però vedi, lui non dico che ha paura di iniziare nuove storie, però vedo che non è un tipo che vuole, non dico perder tempo, ma neanche dare più di quello che può ricevere. Gli piace più prendere che dare. E lo vedo che e vedo tu che lo guardi, tu però sei speranzosa che lui torni. Non so se lui ti spia o qualcuno, però vedo che questa carta qui non mi lascia sicuro, non mi lascia tranquillo, perché non è una carta positiva, è una carta di quelle persone che pesano gli altri, li valutano secondo il loro parametro, sono un po' anche narcisisti e quindi lui, molto mente nella linea presente, per questa litigata si è fatto, come si suol dire, dei punti di domanda. Nel futuro io vedo un'amica, mh, che entra in scena, vedo anche delle falsità, delle cose, no, che magari ti dirà, no, questa amica o magari una persona gelosa e vedo che c'è o una persona giovane o lui cercherà di essere più accondiscente. Poi nascerà ancora un ritorno, quindi lui molto probabilmente ritornerà, lui molto probabilmente ritornerà, o potrebbe essere anche una persona nuova che Antonella, io non so nulla di te, però vedo che la situazione, come si dice, migliorerà, no? Però attenzione, quando c'è gelosia, no?
potrebbe essere che o arriva uno nuovo o è lui che si cerca di ricucire, sebbene c'è un'amica che dirà delle bugie e nascerà sicuramente un ritorno, però vedi c'è la gelosia, c'è qualcosa che, sempre pungola, c'è qualcuno che l'amica potrebbe essere anche la ex, giustamente, che dice delle bugie e lo tormenta come dici tu, no, però nei tuoi confronti lui cercherà di ricucire. Adesso no, nella linea presente puoi scordartelo, anzi, non è tanto positivo, ma nel futuro molto probabilmente, se non è lui, è una persona a te cara che hai già conosciuto perché c'è il ritorno. Quindi le storie possono essere 2: o lui, no, dopo che sente le bugie di una persona cercherà di ricucire con te, però ci saranno delle atti di nervosismo, atti di gelosia, insomma delle situazioni non facili. Il finale però com'è? Il finale è l'esito è importante, Antonella. Vedi, lui cercherà in un certo senso di ricucire nei tuoi confronti, però vedo che tu non sarai felice. Vedi? Non sarai felice in modo importante. C'è qualcosa che molto probabilmente secondo me scoprirai, no? O che lui, perché vedi, in questa carta, in questa sibilla qua, la gelosia è anche perdita di guadagno, quindi di soldi. Non vorrei che in un certo senso lui ti voglia riconquistare, ma tu potresti o c'è una perdita di denaro o qualcuno che è geloso che vi attacca. Lui cercherà di essere gentile nei tuoi confronti, però tu molto probabilmente, secondo me, scoprirai delle cose che non entro un anno, che non sai e molto probabilmente succederà che piangerai e sembra quasi che questo ritorno porti più spine che petali. Quindi molto probabilmente ci sarà un ritorno, però non sarà un ritorno rosa e viola, ci saranno anche molte spine. Stai attenta però che lui è un tipo che pesa le persone. Quindi attenzione, anche un'amica che dirà tante bugie. Poi vediamo un po' che ore sono. Beh, cari amici, abbiamo fatto già mezz'oretta, il vostro maretto vi ringrazia. Cosa dice la nostra Antonella? Vediamo un po'. Eh già, è un po' gelosetto, sì. Ok Antonella, bene, cari amici, vi ringrazio di quello che di avermi tenuto compagnia e ci sentiamo domani alle 11:20 oppure mercoledì con il The Guard alle 21:15. Mi raccomando, essere sempre presenti, fare delle domandine concrete, piene di, come si dice, di argomenti, punti puntuali, così che le sibille possono essere bene. Ok, grazie cari amici e alla prossima.